Te saluti, Shura Cancelliere, di quello sto parlando, ma forse dopo quello che ho pubblicato ieri, cioè l'inizio di una serie di interventi ispirati alla massima del Shur Carrera, cioè di essere esenti da ogni vizio se si vuole criticare gli altri, cosa che praticamente è impossibile. Ecco, il primo intervento lo faccio non per criticare qualcuno, magari ci sarà qualche punzecchiatura se vogliamo, ma volevo farlo per un saluto a una persona. Ho appena letto sulle agenzie di stampa che la signora Angela Merkel, noi diremo Angela ma tedesco, Angela Merkel, ha fatto il saluto ufficiale dopo ben 16 anni di cancellierato, cioè di presenza alla guida politica della Germania come cancelliere. Infatti si era insediata la prima volta il 22 novembre 2005, oggi è il 2 dicembre 2021, in proprio i 16 anni un quei di. In che dovresti ricordare anche di altre donne, anche dopo mi ricordi vicini a me, però questa occasione per ricordare una persona che sicuramente si è impegnata tanto, avrà fatto cose buone, ne avrà fatte altre magari meno buone, figuriamoci quando uno in politica è criticabile da tanti punti di vista, spesso, però ha governato, ha condotto un grande paese come la Germania. E recentemente mi era capitato in un'occasione pubblica di dire una cosa che è stata presa quasi come una battuta, perché ho detto che secondo me l'uomo politico più in gamba dell'Europa in questo momento è appunto Angela Merkel, l'ho detto qualche mese fa, e sembrava quasi un ossimoro o una battuta, dice come l'uomo politico. È chiaro che intendevo l'uomo politico nel senso della persona impegnata in politica, di persona con responsabilità politiche. E, questo è il mio parere personale ovviamente, ma sicuramente tanti uomini che governano in Europa e anche nel mondo dovrebbero inchinarsi di fronte a una donna come lei. Ci sono anche altre donne che governano nel mondo, ci mancherebbe altro, molto brave, e quindi tutt'altro che una battuta, anzi una grande stima per la signora Merkel come persona, come donna, come politica. Mi permetto un piccolo promemoria sul fatto che sappiamo che la Germania va avanti a essere governata con quel sistema che è quello del sistema elettorale del proporzionale, sì, con uno sbarramento, ma con l'istituto della sfiducia costruttiva, che ha funzionato fino adesso, e noi che invece subito a cambiare le leggi elettorali, il sistema proporzionale, maggioritario, eccetera, con la conseguenza che si capisce che non è tanto il sistema elettorale che funziona o non funziona, oppure laddove funziona magari potremmo anche prenderne esempio, ma su questo appunto non abbiamo forse molta lungimiranza, così, diciamo in maniera molto pacata, ecco. Quindi ripeto, una sottolineatura per una persona che sicuramente ha lasciato una traccia nella storia e a confronto della quale tanti hanno da imparare, nostrani ed esteri, e così per carità di patria lasciano su chi Shurangela, che la staga bene, la gavara adesso qui a un po' di riposarsi, e spero anche che sia un po' più una quel buona, che sia alla sua altezza, sia del suo paese che anche di altre. Bene, con Shur Carrera si rivedremo fra un po', fra non molto. Ciao a tutti!